Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Tele Friuli. È partita oggi ufficialmente la macchina amministrativa che porterà alle elezioni del 3 e 4 ottobre. Stamattina alle 8 sono cominciate le operazioni per la presentazione delle liste e dei candidati a sindaco. Già formalizzata la candidatura del sindaco uscente di Pordenone, Alessandro Ciriani, che ha depositato stamattina presto la sua candidatura a sindaco. Depositata anche una candidatura alla carica di sindaco di Cordenons. È quella, sempre nel centrodestra, di Andrea Delle Vedove. Sono 38 le amministrazioni comunali chiamate alle urne, 4 quelle con più di 15.000 abitanti, che nel caso in cui nessuno dei candidati riuscisse a superare di un voto la soglia del 50%, saranno chiamate al ballottaggio 2 settimane dopo e dunque il 17 e 18 ottobre. Nel dettaglio si tratta di Trieste, Pordenone, Cordenons e San Vito al Tagliamento. Come detto, al momento a Pordenone l'unico ad aver presentato la candidatura è Ciriani, mentre il termine per la presentazione di candidature e liste scadrà domani alle 12. È morta nelle scorse ore la gatta Nina, sequestrata dalle guardie zoofile dell'Oipa di Pordenone la scorsa settimana a Porcia, dopo essere stata tenuta per 10 anni alla catena dal proprietario. La sua storia aveva indignato moltissime persone. Sentiamo. La sua storia aveva indignato tantissime persone e si è conclusa nel modo peggiore. La gatta Nina, dopo 10 anni alla catena, era stata soccorsa la scorsa settimana dalle guardie zoofile dell'Oipa di Pordenone che l'avevano sequestrata in una casa di Porcia dopo una segnalazione anonima. La micia, che viveva con la catena al collo e in uno scatolone, però era già in condizioni critiche e nonostante fosse stata affidata a una clinica veterinaria è morta nelle scorse ore per complicazioni dovute al suo provato stato di salute. Il proprietario, che deteneva anche uccelli da richiamo senza cibo né acqua in spazi angusti, è stato denunciato alla procura per maltrattamento di animali. Ora la sua posizione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Sul corpo della gatta sarà effettuato un esame dall'istituto zooprofilattico. Purtroppo, come hanno raccontato le stesse guardie dell'Oipa, la situazione ai loro occhi era apparsa subito grave. Sembrava che Nina potesse riprendersi, ma così non è stato. Ancora a cronaca, approfittano della gentilezza altrui per sottrarre costose biciclette di marca. Questo è quanto avvenuto ieri ai danni di un ciclista amatoriale che si è visto sottrarre sotto gli occhi una due ruote da 3.000 euro. Diabolico il piano architettato da 2 persone messo in atto da un finto ciclista che aggancia le vittime lungo la strada. Sentiamo. Gli hanno sottratto la sua bicicletta professionale in fibra di carbonio da 3.000 euro con l'inganno, approfittando della sua gentilezza. Il furto ben congegnato è avvenuto ieri mattina a San Daniele del Friuli, ma ha avuto inizio ben prima lungo i dolci saliscendi del Friuli collinare. Diabolico il piano messo in atto ai danni di un appassionato di Santa Maria Longa, una tecnica talmente elaborata che la stessa vittima, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, ha deciso di renderla pubblica al fine di mettere in guardia tutti i potenziali amanti delle 2 ruote a pedali. Fate attenzione, soprattutto se girate solo in bici, avverte Paolo, il malcapitato. Ieri sono stato affiancato da un uomo sulla quarantina di presunta nazionalità argentina. Dopo un paio di chilometri assieme mi ha spiegato che quella che stava usando era una bicicletta di riserva perché la sua costosa Pinarello aveva un problema alla ruota posteriore e al cambio. Quindi, visto che abitava a San Daniele ed eravamo in zona, mi ha chiesto se potevo aiutarlo a rimetterla in sesto. Ci siamo fermati in un sottoportico dove si è presentata la sua presunta sorella, cui ha affidato la bicicletta di scorta. La ragazza, con naturalezza, è montata in sella ed è sparita. Abbiamo aspettato assieme alcuni minuti e poi, con una scusa banale, mi ha fatto allontanare una decina di metri dalla mia 2 ruote. Proprio in quel momento è salito velocemente sulla mia e si è allontanato anche grazie alla strada in discesa. Svincolo della A4 chiuso in uscita e in ingresso di Meolo Roncade in direzione Trieste a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9. Secondo una prima ricostruzione, l'autotreno che stava affrontando la curva, quando si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo a un palo della luce. Non ci sono feriti. Sul posto stanno operando 2 gru per rimuovere il container. Sono giunti anche il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. Sono in corso di valutazione i danni alla barriera. Un uomo di 47 anni, originario della Romania, che deve scontare una pena per il reato di ricettazione, è stato arrestato dalla polizia stradale nei pressi dell'ex valico Fernetti di Trieste. L'uomo è stato bloccato durante un controllo mentre stava lasciando l'Italia a bordo di un furgone. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura del Tribunale di Gorizia per un fatto risalente al 2008. Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato portato nella locale casa circondariale per scontare 2 anni di reclusione.
Nuova vincita al Super Enalotto in Friuli Venezia Giulia. Un giocatore ha centrato un 5 del valore di 50.770 euro a Pradamano in un'edicola di Via Nazionale. Intanto il jackpot è arrivato a 74,4 milioni di euro. In Friuli Venezia Giulia il 6 manca dal 2013, quando a Palazzolo dello Stella furono vinti oltre 53 milioni di euro. Per il prosciutto di San Daniele i dati dell'estate 2021 sono migliori rispetto al 2019, lo conferma il direttore del consorzio Mario Cicchetti, che attesta un più 15% di vendite con un export consolidato al più 30%. Numeri che promettono bene e che hanno portato a un aumento dei turisti nella città di San Daniele, e così si pensa già all'organizzazione di Aria di Festa 2022. Sempre ampio spazio agli approfondimenti, alla conoscenza del prodotto, alle visite guidate in azienda e comunque una San Daniele che si è preparata al meglio per accogliere i visitatori che arrivano, che sono ospitati nel centro storico, nelle nostre osterie, nei nostri locali, e quindi diciamo l'effetto San Daniele imbandita per gli ospiti è rimasto. Quindi diciamo questo è solo un assaggio, perché per il 2022 ritornerà la vera aria di festa, ma come sta andando comunque anche dal punto di vista economico? Ma decisamente bene, diciamo che c'è un rimbalzo molto positivo dopo il difficile periodo che è trascorso nell'ultimo anno e mezzo. I dati dell'estate sono assolutamente positivi sia per quanto riguarda le vendite, le San Daniele che crescono più del 15%, l'export che si è consolidato, ha fatto addirittura un passaggio diciamo nei mesi estivi maggio-luglio del 30% più. Diciamo che l'aspetto turistico anche nella nostra città è sensibilmente migliorato rispetto agli altri anni, diciamo che siamo tornati a situazioni migliori addirittura rispetto al 2019. Quindi diciamo che facendo gli scongiuri il futuro sembra meglio di quello che ci lasciamo alle spalle. È interessante dire che questa aspettando Aria di Festa in realtà è un po' l'inaugurazione di una serie di eventi che gradualmente ci porteranno fino a giugno 2022, quindi il consorzio su tutte le attività che farà sul territorio prevalentemente nazionale, quindi iniziamo qui in Friuli, oggi a San Daniele, ma poi avremo altre occasioni nell'autunno in giro per l'Italia e poi in primavera anche, quando svolgeremo i nostri eventi, un po' di promozione in tutto il nostro paese, di portare il messaggio e l'appuntamento appunto che si rinnova. Aria di Festa 2022 sarà sicuramente un'edizione speciale che avrà tutta una serie di contenuti nuovi e anche diciamo di novità assoluta rispetto a quello che è stato il passato, che però appunto sveleremo strada facendo. Avvio dei lavori per l'ampliamento della palestra di Talmassons, un'opera da 1 milione di euro che sarà conclusa entro un anno e che andrà a servire un bacino sovracomunale. Vediamo il servizio. È stato attivato l'inizio lavori dell'ampliamento della palestra comunale, un intervento di oltre 1 milione di euro che ci permetterà di avere una struttura multifunzionale con oltre 500 posti, che oltre all'attività fondamentale della CDA Volley Talmassons, la nostra squadra di punta che gioca in Serie A2, permetterà tutta una serie di attività per le nostre scuole, per il nostro istituto comprensivo e anche una sala per l'attività motoria e di preparazione. Quindi un importante progetto già partito e spero che terminerà entro un anno, in modo da permettere poi una fruibilità complessiva per l'intero territorio nostro, ma non solo, anche per i comuni vicini, perché sarebbe l'unico impianto omologato per oltre 500 posti per fare eventi sportivi e non solo. Dopo il bronzo ottenuto a Tokyo 2020, Mara Navarria ha deciso di prepararsi per le Olimpiadi di Parigi. Intervistata nella sua Carlino, ci ha svelato i luoghi in cui si allena e come ora si sta rilassando andando in bici tra le valli da pesca del suo territorio. Io ho preparato proprio l'ultimo mese di preparazione fisica nella strada per arrivare proprio qua, che avete magari visto prima, lungo il fiume e poi vicinissimo al bosco. Tutta la parte di corsa fatta con mio marito Andrea Lococco l'ho preparata qui e sono felicissima di essere tornata a vivere qui. Da qua voglio ricaricarmi e partire per le prossime gare e prossimi obiettivi. Stai già pensando a Parigi o è presto, vuoi ancora un attimino riposarti? Io ho già deciso che potrei sicuramente arrivare a Parigi, più che altro mi ha fatto riflettere la cosa che la qualificazione olimpica inizia fra 2 anni, le Olimpiadi sono fra 3, quindi è già dopodomani. Io mi sto prendendo un break, inizierò verso fine settembre a riprendere in maniera diciamo professionistica, adesso mi sto dedicando alla bicicletta, sì, infatti domani Samuele mi ha chiesto di passare da Bibbione a Lignano e poi da Lignano venire a Marano e tornare a Carlino in bicicletta. Figlio?
anch'io questo. Sì. E quindi sì, è già abbastanza sportivo, quindi di fare questo giro e tornare appunto a Carlino, perché da qua si può partire o si può arrivare sia per conoscere il territorio, sono davvero tantissime sia proposte che risorse, quindi è solamente da cercare un po' e da googolare gli eventi che si trovano qua. Chiudiamo con il calcio, Serie B, pesante sconfitta ieri sera per il Pordenone che nella seconda giornata ha perso per 5-0 contro la Spala Ferrara. I neroverdi, a 0 punti dopo 2 partite, hanno deciso di dichiarare il silenzio stampa, non facendo partecipare il mister Massimo Paci alla conferenza post gara. Il silenzio stampa è stato motivato sul sito ufficiale con un comunicato. Dopo la sconfitta di stasera, si legge, non ci sono commenti da fare se non chiedere scusa. La Serie B tornerà in campo tra 2 settimane per la sosta per le nazionali e il Pordenone si troverà davanti la difficile sfida con il Parma. E per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con A voi la linea. Buon pomeriggio.